Può darsi che si voglia aspettare l'esito delle Marche, dove l'uscente appunto di Fratelli d'Italia, le Marche votando a fine settembre, teoricamente il tempo per decidere anche dopo ci sarebbe. Chiamiamola variabile marchigiana, non un dettaglio nell'ormai incancrenita lotta interna al centrodestra per la scelta del candidato presidente in vista delle regionali d'autunno. Quello che succederà ad Ancona, quindi, dove si vota a fine settembre, non sarà del tutto indifferente nello scacchiere veneto, con i comizi elettorali che verosimilmente non saranno convocati prima della seconda parte di ottobre per andare al voto a novembre inoltrato. L'analisi è del forzista Flavio Tosi. Se Fratelli per sfortuna, perché Prato è bravo a fare ruoli, ma sai, quando si vota bisogna vedere l'affluenza e tante cose. Se per caso succedesse quello che non dovrebbe succedere, è più probabile che, ripeto, se questo è lo scenario, che Fratelli dica allora a quel punto, noi che siamo già pesantemente a credito, il Veneto viene ovviamente a noi, che potrebbero dirlo comunque. In altre parole, se Fratelli d'Italia di gran lunga primo partito della coalizione perde le Marche, difficilmente può rinunciare al Veneto, dove va detto la partita continua a essere interna anche alle anime della Lega, vuole pesare quella vanacciana. In Veneto certo che porterò la mia esperienza e il mio contributo per fare in modo che la Lega abbia il miglior risultato possibile alle prossime elezioni. E in Veneto è atteso lo stesso segretario Salvini, ospite alla Mostra del Cinema. Le occasioni di incrociare Zaia non mancheranno, anche se il diretto interessato sembra smorzare facili entusiasmi. So che è qui 3 giorni, è ovvio che poi lo incontrerò perché abbiamo delle presentazioni e degli eventi assieme, quindi è inevitabile, è ovvio che ci saranno degli incontri, ma dar contenuti a questi incontri decisamente no, oggi non abbiamo nulla di programmato.